5 anni fa la tragedia del ponte di Carasco. Stasera momento di commemorazione sotto la targa che ricorda Gattorna e Rosasco. Previsti a breve lavori al ponte Birago e alle sponde del fiume. Insistere sulla via del servizio e dell'amore contro il morbo dei primi posti. Così il Papa all'Angelus ha sottolineato uno dei grandi mali che affligge il mondo e non risparmia la Chiesa. L'altro può essere nostro maestro. L'invito ad ascoltare il prossimo, lanciato da Don Paolo Bacigalupo durante la veglia missionaria, consegnata la croce dell'invio ad una coppia di sposi con 3 figli. Assegnati a Chiavari i premi Tullio Copello 2018, oltre alla realtà artigianale e artistica chiavarese, attribuiti premi speciali a chi promuove il territorio dell'entroterra e all'estero. Buongiorno ai telespettatori del TG13. Carasco torna con la memoria al 22 ottobre di 5 anni fa, quando il territorio visse la tragedia del ponte spezzato in 2 e la morte di 2 uomini della Fontana Buona, Lino Gattorna e Claudio Rosasco. Questa sera la cerimonia di commemorazione, intanto il Comune fa il punto sulla sua situazione infrastrutturale. Sentiamo. Il 22 ottobre di 5 anni fa il territorio visse una tragedia sino a quel momento forse impensabile. Alle 3 di notte, sotto un violento nubifragio, si spezzò il ponte di Carasco sulla provinciale 225 della Val Fontana Buona. Oggi purtroppo quello delle infrastrutture è un problema sempre più grave, portato in primo piano dopo il dramma del Morandi di Genova. È successa una cosa gravissima che ha portato via 2 persone dall'Alta Fontana Buona. Lo vogliamo ricordare perché queste cose qua non succedano più, e di tenere monitorato tutti i nostri ponti perché sono un valore aggiunto per il nostro territorio, perché sennò potrebbero creare problematiche alla viabilità e le persone rimanere isolate nel loro territorio. Lino Gattorna e Claudio Rosasco persero la vita quella notte di 5 anni fa. Questa sera alle 20:30 si terrà un breve momento di commemorazione per loro, per le loro famiglie e per ricordare i disagi patiti dal territorio. Facciamo una cosa semplicissima, andremo lì sul ponte dove è stato messo questo lapide a ricordo, deponendo una corona di fiori. È dal 2013 che a Carasco si continua a monitorare la stabilità dei ponti. Alcune infrastrutture le abbiamo già rimesse in sicurezza e ora andremo a fare i giunti sul ponte Birago, quello del campo di calcio qui a Graveglia. Perché necessita di intervento? Sì, necessita di intervento perché da quando è stato realizzato quella manutenzione lì non era ancora stata fatta. Infine c'è la situazione delle sponde del fiume da rimettere in sicurezza. Stiamo definendo gli ultimi progetti definitivi per poter poi fare la gara d'appalto, e chi se la giudicherà dovrà incominciare a mettere a posto queste criticità che abbiamo sul nostro territorio ancora. Ecco, possiamo ricordare i dettagli del progetto, che cosa prevede? La spesa siamo circa su 1 milione di euro e verrà messo in sicurezza il torrente Stura fino quasi alla confluenza con Lavagna. I tempi quali sono? Se siamo fortunati di partire a fine anno, se no sarà nel 2019, per non perdere i fondi messi a disposizione dalla Protezione Civile Nazionale. Il Papa adesso Francesco all'Angelus ha commentato la pagina del Vangelo domenicale di San Marco, in cui gli apostoli Giacomo e Giovanni, coinvolti nella mentalità mondana, chiedono al Maestro di poter sedere nella gloria, uno alla sua destra e uno alla sinistra. Francesco ha insistito sulla via del servizio, unico antidoto contro il morbo dei primi posti. Ha poi parlato della giornata missionaria mondiale, sottolineando il ruolo chiave dei giovani. Sentiamo. Francesco all'Angelus ha messo in guardia da un pericolo, anzi da un vero e proprio morbo che colpisce oggi tanti contesti umani, quello di ricercare i primi posti a danno degli altri, quello di costruire e occupare troni di potere, mentre Dio ha scelto il trono scomodo e doloroso della croce, la strada dura ma meravigliosa del servizio ai fratelli, soprattutto agli ultimi. La via del servizio è l'antidoto più efficace contro il morbo della ricerca dei primi posti. È la medicina per gli arrampicatori, questa ricerca dei primi posti che contagia tanti contesti umani, non risparmia anche i cristiani, il popolo di Dio, anche la gerarchia ecclesiastica. Lo spunto per questo monito è stato suggerito dalla riflessione sulla pagina domenicale del Vangelo di Marco, in cui Gesù ha spiegato il pontefice
invece cerca con grande pazienza di correggere i suoi discepoli, convertendoli dalla mentalità del mondo a quella di Dio. Come discepoli di Cristo accogliamo questo Vangelo come richiamo alla conversione per testimoniare con coraggio e generosità una Chiesa che si china ai piedi degli ultimi per servirli con amore e semplicità. Al termine della preghiera mariana il Papa ha ricordato la beatificazione a Malaga del sacerdote gesuita Tiburcio Arnaiz Muñoz, invitando i fedeli a seguire le sue orme ed essere operatori di misericordia e missionari coraggiosi. Quindi ha posto l'attenzione sulla giornata missionaria mondiale celebrata ieri sul tema "Insieme ai giovani portiamo il Vangelo a tutti". Insieme ai giovani, questa è la strada ed è la realtà che grazie a Dio stiamo sperimentando in questi giorni nel sinodo a loro dedicato. Ascoltandoli e coinvolgendoli scopriamo tante testimonianze di giovani che in Gesù hanno trovato il senso e la gioia della vita. E nella chiesa di San Marziano di Carasco, torniamo in diocesi, si è svolta la veglia missionaria diocesana. In questa occasione una coppia di sposi con 3 figli è stata consegnata la croce dell'invio. La famiglia infatti andrà in missione per 2 anni in Perù con l'operazione Mato Grosso. La sintesi nel servizio. Missione non è un atteggiamento unilaterale, si dà tanto ma si riceve anche, si impara. Reciprocità è dunque la parola che ha fatto da cardine alla riflessione di Don Paolo Bacigalupo durante la veglia diocesana a Carasco. Dopo 5 anni a Cuba, nella missione interdiocesana ligure, il sacerdote è certo che l'altro, chiunque sia, può evangelizzarci. Chiunque può essere il tuo maestro, quindi come dire ascoltare da chiunque, perché ci sono semi di Vangelo che veramente poi dalle persone più inaspettate possono arrivare al tuo orecchio e al tuo cuore soprattutto. Il Vescovo ha ricordato l'impegno missionario della Chiesa. Missione, ha detto, non è conquistare ma diffondere la gioia dell'aver incontrato Gesù. Benedice queste croci e concedi a Danilo, Giulia, Gioele, Pietro ed Elia la grazia di annunciare a tutti il Vangelo della speranza. Infine un momento speciale, la consegna della croce dell'invio ad una famiglia, quella di Danilo e Giulia, che con i loro figli andranno 2 anni a Lucma in Perù per avviare una scuola di falegnameria. Adesso sono proprio i momenti più difficili perché ci rendiamo più conto, iniziamo a lasciare il lavoro, a salutare le persone, quindi un po' di paura c'è, un po' di anche la tristezza di lasciare, però anche non vediamo l'ora di fare questo salto, ci abbiamo pensato tanto e ora siamo proprio anche contenti di andare e metterci un po' in gioco. Ci siamo organizzati che ci portiamo la roba per 2 settimane e poi niente, nel senso che abbiamo un po' di bagagli così, ma diciamo che abbiamo sfoltito le cose superflue, poi giù là avremo quasi tutto, insomma. È festa di inizio anno questa mattina per gli alunni dell'Istituto Giannelli di Chiavari. Come sempre i ragazzi di tutti i gradi di istruzione si sono ritrovati per un momento di preghiera per ricordare Sant'Antonio Maria Giannelli. Sentiamo. La memoria liturgica di Sant'Antonio Maria Giannelli è stata l'occasione per la messa di inizio anno dell'Istituto Giannelli di Chiavari. Decine di studenti si sono ritrovati nella chiesa di San Giovanni Battista. Nell'omelia, Don Andrea Buffoli ha affidato al Signore l'anno scolastico, invitando i ragazzi a mettersi nelle mani dei loro docenti, dei genitori e dei compagni di classe. Il sacerdote ha sottolineato la passione che animava il Santo Giannelli, una passione ancora viva. Per noi è una memoria, un ringraziamento e un rilancio. Una memoria splendida del nostro passato che ci ha permesso di costruirci. Una gioia per il presente perché lo viviamo sotto il suo sguardo e accompagnati dalla sua parola, sempre attuale in una fedeltà incondizionata, e gli diceva all'amata Chiesa. E anche un rilancio per il futuro. In questo momento particolarmente che la nostra congregazione, come tutte le congregazioni, vivono un ridimensionamento per una rivitalizzazione, è proprio un ripescare nella sua ricchezza per trovare la sua attualità e per continuare nel nostro cammino con entusiasmo e con il fuoco della missione nel cuore.
E voglio ricordare che all'inizio dell'anno, e precisamente il 1° di ottobre, tutti insieme come scuola, dai più piccoli ai più grandi, ci siamo recati a Montemoggio per vivere una giornata gianelliana proprio per riempirci di tante cose che poi avremmo dovuto incolonare e discernere per un cammino dell'anno fruttuoso e ricco, e non unilaterale, ma universale, guardando a tutto il mondo, non rinchiusi in noi stessi, ma come il Vangelo vuole, aperti a nuovi orizzonti, con fiducia nell'ottimismo proprio della nostra fede. Assegnati dalla Società Economica Chiavarese i premi Turio Copello, quest'anno hanno gettato lo sguardo oltre il territorio di Chiavari. Il riconoscimento è andato ad un artista e a una officina artigianale chiavarese. I premi speciali hanno riconosciuto l'attività di chi promuove il territorio dell'entroterra e all'estero. Il premio è stato consegnato sabato pomeriggio nel corso di una cerimonia che si è svolta nella sala Ghio Schifini della Società Economica di Chiavari. Dovremmo avere il servizio. Allora, c'è qualche problema col servizio? Intanto il Comune di Chiavari ripropone anche per quest'anno le visite guidate nell'entroterra del Tiguglio per gli anziani residenti in città. I luoghi visitati saranno le pievi rurali della valle di Sopra la Croce, il monastero di Borzone e il borgo di Cassagna in Val Graveglia. Ciascuna visita sarà accompagnata dalla guida dell'architetto Duilio Citi. La prima gita con partenza alle 9 e rientro alle 17 è in programma per martedì 6 novembre. La domanda le altre due successive saranno martedì 13 e martedì 20 di novembre. La domanda di ammissione, compilata su apposito modulo fornito dai servizi sociali del Comune di Chiavari o scaricabile dal sito internet del Comune, dovrà essere presentata entro il 31 ottobre alle 12 all'ufficio protocollo in piazza Nostra Signora dell'Orto, aperto da lunedì al sabato dalle 9 alle 12. Qualora il numero di richieste superasse il numero di posti disponibili sugli autobus, i partecipanti saranno individuati secondo l'ordine di presentazione delle domande. Vediamo se è pronto il servizio del Turio Copello, del premio Turio Copello 2018. La memoria e le tradizioni dell'arte e dell'artigianato a Chiavari non solo non tramontano, ma ogni anno vengono rivitalizzate dalla consegna del premio Turio Copello assegnato dalla Società Economica Chiavarese ad un artista ed un artigiano che si siano particolarmente distinti. Nella sezione arte il premiato 2018 è stato Enrico Bertozzi, illustratore e fumettista. Il riconoscimento arriva nel 30ennale della scuola chiavarese del fumetto. Mi fa molto piacere questo riconoscimento che Chiavari mi concede, ringrazio moltissimo la società economica. Si è festeggiato il 30ennale della scuola del fumetto, ma credo che questo sia più un premio dato a me, non tanto alla scuola, ma alla mia attività. Nella sezione artigianato invece il premio è stato attribuito all'officina 6M di Esther Bercic, Alice Devoto, Valentina Rioda. Nell'ambito della premiazione lo sguardo è stato rivolto al territorio, non solo chiavarese, con alcuni riconoscimenti straordinari. Al sindaco di Neirone Stefano Sudermania il premio speciale per aver avviato una promozione culturale del territorio anche attraverso il contributo dato per risolvere l'annosa questione del Siestri dantesco. Motivo di soddisfazione per me, per i cittadini del mio comune e per la Val Fontana Buona stessa, perché questo penso che sia una goccia in più che non guasta a stimolare le autorità sovracomunali a interessarsi della Val Fontana Buona. Premio speciale alla carriera invece al musicista jazz Enrico Rava, che da 30 anni ha scelto Chiavari come sua dimora e per la lunga carriera di successo. Chiavari, che è la città in cui io sono residente da una trentina d'anni, mi vuole omaggiare in qualche modo e quindi è un grande piacere per me. Un lutto a Chiavari a causa di un male incurabile. Si è spento a 62 anni Gigi Monteverde, il titolare dell'Iografia Merendoni di via Tripoli a Chiavari. Nato a Santo Stefano d'Aveto, era chiavarese d'adozione e professione e molto conosciuto in città. Il funerale sarà celebrato oggi alle 16 nella chiesa di Allegrezze. Lascia la moglie Liliana e figli Nicolò e Ludovica.
Linea adesso la rassegna stampa per rivedere i titoli dei giornali in edicola quest'oggi e ci rivediamo dopo per altre notizie e servizi di sport. Il governo insiste con l'Unione Europea, questo è il titolo del Corriere della Sera. Oggi la lettera a Bruxelles, pronti al dialogo ma i numeri della manovra non cambiano e Grillo intanto attacca il Colle, ha troppi poteri ma il Movimento 5 Stelle frena, abbiamo fiducia in Mattarella. I conti vanno corretti, lo dice anche Steve Bannon, ex stratega della Casa Bianca, dice l'Italia è un modello ma il governo aggiusti i bilanci. Bolzano, boom della Lega, il voto della provincia autonoma, comunque la Lega che si ferma all'11%, e poi ancora lo sport, i neroazzurri sono terzi in classifica, mercoledì il Barcellona, Icardi all'ultimo minuto, l'Inter vince il derby con il Milan. Strappo di Trump sui missili nucleari, Mosca è pericoloso, a rischio l'accordo tra Reagan e Gorbaciov degli anni 80. E sopra una notizia di economia, ma non solo, FCA, cioè la Fiat, vende Magneti Marelli, sarà giapponese per 6 miliardi 200 milioni, leggiamo all'interno, Magneti Marelli diventa giapponese, Calsonic Kansei pagherà appunto più di 6 miliardi, oggi l'annuncio, l'impegno sull'occupazione e il ruolo finanziario del fondo degli Stati Uniti, il KKR. Magneti Marelli in Italia ha circa 10.000 dipendenti, 20 stabilimenti, al suo partner generale a Corbetta, provincia di Milano. Siamo sul secolo XIX che comunque riporta anche la stessa notizia, Magneti Marelli al fondo KKR, il ponte, decreto Genova, arriva il rush finale, Bucci incontra Cantone, domani partirà l'iter per la conversione in legge, 600 emendamenti, Toninelli, l'opera avrà il sigillo dello Stato, gli risponde Toti, proclami sovietici, via il dibattito alla Camera, ma restano i dubbi sull'esclusione di autostrade e intanto i PM che indagano sul crollo del Ponte Morandi dicono al Ministero nessuno sapeva chi dovesse controllare. Alassio, estate infinita in Liguria, ora però il freddo è in agguato. Il robot nei porti liguri parte in Liguria alla formazione dei cavalli Smart, il primo corso in Italia. E poi Halloween, la zucca che divide la Riviera, il sondaggio del secolo XIX sulla festa così importata dagli Stati Uniti. Scontro frontale tra due auto, muore il ricercatore di Rapallo. Andiamo a vedere, lo scontro è avvenuto in provincia di Mantova. Roberto Maestri, 60 anni, rientrava appunto da un convegno, tragico schianto, 2 morti a Cremona, tra le vittime un ricercatore di Rapallo. L'auto che guidava si è scontrata frontalmente con un'altra. Una vita dedicata alla storia tra Liguria e Piemonte e il ricordo degli amici. E veniamo adesso ad un evento del fine settimana, Castagna, vera regina di Agricasta, che fa rivivere la civiltà contadina, festa delle famiglie con i bambini portati sugli asinelli, gastronomia e promozione nei borghi e un gelato a tema. Tutto quanto è avvenuto a Borzonasca. Un lieto anniversario è stato festeggiato a Cogorno dalla famiglia Tuzza. Ieri Renato Tuzza e Carla Carrodani hanno festeggiato il 60° anniversario di matrimonio. Andati in sposi il 21 ottobre 1958, la coppia ha rinnovato le promesse matrimoniali nella Basilica dei Fieschi a San Salvatore, dove Renato ha svolto l'attività di commerciante. Insieme ai 2 sposi hanno condiviso la festa per le nozze di Diamante, amici e parenti. Al coro di auguri si unisce anche Telepace. Per vedere se ci sono aggiornamenti andiamo in redazione con Maurizio Garrefa. Grazie Andrea, un saluto a tutti. Andiamo a Recco dove dall'inizio di questa settimana prenderà il via l'attività di pulizia dei corsi d'acqua. Dopo i lavori ai torrenti fatti a settembre si completa il piano di prevenzione in vista della stagione delle piogge. Saranno interessati praticamente tutti i RI. L'assessore Giuseppe Rotunno spiega che gli interventi saranno divisi in 2 tranche. La prima immediatamente cantierabile con risorse già disponibili, la seconda invece sarà avviata a breve con somme che verranno reperite con la prossima variazione di bilancio. Ad eseguire i lavori 2 ditte esterne operanti sul territorio per una cifra complessiva di poco superiore ai 30.000 euro. È tutto, a te Andrea. Grazie, apriamo la pagina dello sport con il calcio. La Serie D, la 6ª giornata d'andata del girone A ha visto la prima vittoria stagionale del Sestri Levante che sul campo di casa ha battuto la Fezzanese per 1-0. Il gol partita porta la firma di Mancosu, andato in rete al 25° del primo tempo. 3 punti importanti che danno slancio alla classifica dei corsari saliti a quota 5 punti. Di segno opposto il risultato della Lavagnese, uscita sconfitta dalla trasferta sul campo dell'Arconatese. I bianconeri hanno la possibilità di passare in vantaggio sul calcio di rigore, ma Basso fallisce il tiro dal dischetto.
Allo scadere del primo tempo è l'Arconatese che passa in vantaggio con la rete di Sarr. Il raddoppio per i padroni di casa arriva all'inizio della ripresa, all'8° di gioco So segna la rete del 2-0. Accorcia le distanze al 49° del secondo tempo Oneto. Il risultato definitivo è però di 2-1 con la Lavagnese che resta a quota 8 punti in classifica. Nel prossimo turno i bianconeri ospiteranno a Rivoli gli avversari dell'Inveruno, mentre il Sestri Levante giocherà in trasferta contro il Pro Dronero. E si sono svolti in Portogallo, sulle spiagge di Mantarosa, i campionati mondiali di surfcasting e pesca in mare dalla spiaggia per le categorie Under 21 e Under 16. Questi ultimi hanno conquistato la medaglia di bronzo con il 3° posto, mentre per gli Under 21, penalizzati dal forte vento e da un oceano di difficile lettura con alghe forti correnti, da registrare il 5° posto. Simone Del Corso, atleta della Fima Chiavari che rappresentava la Liguria nella categoria Under 21, si è piazzato al 28° posto della classifica individuale mondiale su 50 atleti partecipanti. E si è disputato nel fine settimana al Circolo Ricreativo Ripamare di Lavagna il primo Memorial Gino Maresca, gara interregionale individuale in collaborazione con la Federazione Italiana Biliardo Sportivo. Al primo posto si è classificato Luca Alpi, al secondo Dino Gelli e al secondo Fabio Zaccaria, pari merito per il 3° e 4° posto tra Dino Gelli e Daniele Ghiglione. Il Memorial era valevole per il medagliere interregionale, molti gli iscritti, le partite sono state combattute e seguite da tanti spettatori. Altri incontri eliminatori si disputeranno anche prossimamente a Rapallo e a Genova. E con questa notizia si conclude questa edizione del TG13. L'informazione torna questa sera alle 19:15 con la prima edizione di Litigugli Oggi. Tutte le notizie le trovate sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.